Nell'unità di oculistica dell'ULSS 4 è entrato oggi in funzione il nuovo femtolaser, un'apparecchiatura elettromedicale di ultimissima generazione per la chirurgia della cataratta. Oculisti ce ne sono sempre meno, come c'è tante altre specialità, e i giovani vogliono andare a lavorare in quelle unità operative dove c'è anche tanta tecnologia che guarda il futuro. Questo laser costa €500.000, è stato un importante investimento. Dopo il robot Da Vinci è stato l'investimento più grande che abbiamo fatto quest'anno. La presentazione del femtolaser è stata effettuata questa mattina all'ospedale di San Donà di Piave con l'esecuzione in diretta di un intervento di cataratta effettuato dal dottor Giorgio Santin, direttore dell'unità di oculistica. Questa tecnologia laser costituisce un ulteriore miglioramento all'interno della procedura della cataratta e in una struttura pubblica è presente solo da noi nel nord Italia, attraverso la quale noi rendiamo un intervento di per sé di routine come la cataratta, ma tutt'altro che banale, un intervento ancora più sicuro. Ogni anno vengono operate nella nostra unità circa 2500 cataratte, una parte di queste, stimiamo in circa 400, potranno usufruire di questa tecnologia. L'intervento di cataratta è fatto di fasi successive che sono estremamente delicate e quindi è importantissimo avere la precisione e l'accuratezza che in questo caso il laser ci può dare, che non può essere replicata manualmente e che consente per determinati pazienti, e torno a specificare bene per determinati pazienti, di avere tempi di recupero più rapidi e una maggiore sicurezza per quel che riguarda poi anche la qualità della vista successiva.